Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo sulla decisione del TAR di Palermo che dice no al nuovo impianto di trattamento rifiuti a Montallegro dalla ditta Catanzaro. È la vittoria di Davide contro Golia. Avevamo ragione, l'impianto che la ditta Catanzaro voleva costruire sul nostro territorio non rispettava le condizioni di legge. Il PAUR concesso dalla Regione era viziato alla radice ed era stato concesso dall'assessorato in violazione di ben precise normative che nessuno voleva vedere, sebbene l'avessimo ribadito più volte. Il TAR di Palermo, accogliendo il ricorso del Comune di Montallegro, ha riconosciuto fondate le censure che c'erano state sollevate inizialmente dalla Proloco e successivamente dall'amministrazione stessa. La distanza di legge dal centro abitato non era rispettata, i vincoli ricadenti sull'area non erano quelli stabiliti, il TAR se n'era accorto. Ha annullato il PAUR e tutti gli altri presupposti. Sin da candidato alle elezioni per la carica di sindaco, afferma Giovanni Cirillo, avevo promesso che la problematica dei rifiuti che ha segnato per anni il comune di Montallegro sarebbe stata l'assoluta priorità della mia azione amministrativa, perché ho vissuto il disagio dei miei concittadini, ho patito le conseguenze ambientali già legate alla presenza della nota mega discarica e la costruzione di un nuovo mastodontico impianto che era pronto a essere realizzato in violazione di legge. Avrebbe ulteriormente compromesso, continua il sindaco Cirillo, la vocazione turistica di un territorio che deve essere tutelato, rilanciato per le straordinarie risorse che possiede. Mi sento di ribadire ai miei concittadini che con la mia amministrazione si è voltato finalmente pagina e che questo successo corale ha ottenuto con il sostegno di tanti che hanno creduto nella mia persona, ne costituisce la conferma. Rivolgo un ringraziamento particolare, continua il sindaco Cirillo, alla Proloco, ai suoi legali, ai tecnici che hanno con loro collaborato, perché è stato grazie alla loro lodevole iniziativa promossa già prima del mio insediamento, quando tutto sembrava veramente impossibile, ho trovato tracciata la strada che oggi, dopo 3 anni, ha portato a questo risultato che il TAR lo ha certificato.